Solo dal Friuli Venezia Giulia siamo saliti più di 150 ed è stata veramente una manifestazione che sinceramente non ho mai visto, perché erano veramente agricoltori da tutta Europa. Il giorno dopo la protesta del mondo agricolo a Bruxelles contro le imposizioni dell'Unione Europea che, secondo i sindacati di rappresentanza, danneggia il Made in Italy a favore di altri paesi, alcuni in via di sviluppo, che ha portato anche Coldiretti a scendere in piazza con trattori al seguito nella giornata di giovedì 18 dicembre. Una nutrita partecipazione anche dal Friuli Venezia Giulia, 150 iscritti che hanno raggiunto la capitale belga. Quindi tutti i paesi erano presenti, perché chiaramente i problemi nostri sono oramai diventati i problemi di tutti gli agricoltori dell'Unione Europea. Quello che conta è che alla fine, insomma, le vostre dimostranze diano i risultati, i frutti, no? Sperate. Sì, infatti dopo è stato chiaramente un viaggio molto impegnativo, però ecco, al ritorno la grande notizia è stata che ad esempio la von der Leyen ha sospeso la firma dell'accordo Mercosur, proprio perché si è resa conto, però abbiamo dovuto fare tutta questa trafila di manifestazioni, si è resa conto che così com'è l'accordo non va assolutamente bene.